Nulla ci toglie di andare fuori, nulla ci toglie di andare a fare lo spritz, nulla ci toglie di andare al ristorante, però dobbiamo convivere con la mascherina. La mascherina è quella che ci salva la vita. La mascherina salva la vita. Parola di Graziano Ruzza, 53 anni, il primo paziente Covid-19 uscito vivo dalla rianimazione di Schiavonia dopo 18 giorni di terapia intensiva tra la vita e la morte. L'artigiano di Agna deve tanto alla vita, dice, e alla sanità veneta in particolare. Dopo una polmonite ricorda prima l'atrocità della cura con il casco, poi il trasferimento in rianimazione durato 15 minuti. Sul quarto d'ora che ti trasferiscono dal reparto di terapia intensiva ti passa davanti 50 anni della tua vita. Pensi disperato alla famiglia, dice Ruzza, vedi gli occhi dei sanitari che ti incoraggiano, ma tu sai che sei vicino al limite della vita. La mia testimonianza è che non dobbiamo sottovalutare questa cosa. Io ho imparato a vivere e convivere con la mascherina e i guanti e invito a tutti, nonostante gli sforzi fatti fino adesso, di cercare di farli, anche per rispetto della sanità, perché la sanità in questo momento ha investito molto per noi persone che siamo state infettate dal virus. Ricorda commosso l'affetto ricevuto dal personale medico durante tutto il periodo di permanenza a Schiavonia, l'applauso di medici e infermieri il giorno dell'uscita dall'ospedale, cose indimenticabili. Hanno anche la forza di scherzare, di dirti stavi morendo, però ti abbiamo salvato dicendo che eri un baco da seta e sei diventato farfalla. E sappiamo tutti che non tutti i bachi da seta diventano farfalle.